penso che noi siamo ampiamente intorno al 90% del personale della scuola, e quindi diciamo la copertura sul fronte del personale c'è. E discorso diverso riguarda ovviamente gli studenti. Entro l'8 settembre, secondo i dati del portale Veneto, i giovani vaccinati tra i 12 e i 19 anni saranno almeno 1 su 2. A poco meno di un mese dall'avvio del nuovo anno scolastico, la dirigente dell'ufficio scolastico regionale del Veneto, Carmela Palumbo, conferma il rinnovo di tutte le misure anticontagio previste per lo scorso anno, dal gel igienizzante alla mascherina, al metro di distanza tra gli alunni e i 2 metri durante le lezioni di educazione fisica, ingressi scaglionati dei ragazzi. Rinnova però anche il suo appello alle famiglie a mettere in sicurezza la scuola, vaccinando i ragazzi. Quanto più gli studenti saranno protetti, tanto meno si rischierà di ritornare in DAD. Abbiamo visto gli esiti delle prove invalsi, sappiamo che la scuola da remoto è stata molto faticosa per tutti e ha pesantemente inciso sugli apprendimenti. Allora, quando parliamo di apprendimenti, parliamo di qualche cosa che diciamo esplicherà i suoi effetti, i suoi risultati su tutta la vita della persona. Quindi sul futuro, sulle future scelte di studio ulteriori, sulle future scelte lavorative e fondamentalmente sulla realizzazione della persona. Quindi io alle famiglie farei appello soprattutto a questo sguardo lungo da avere sull'investimento che si fa sulla formazione dei propri figli. È confermata la data del 13 settembre per l'avvio del nuovo anno scolastico. Per gli studenti del primo ciclo restano confermate le misure di sicurezza anticontagio già applicate e sperimentate dalla scuola. I minori di 12 anni che comunque non sono chiamati comunque alla vaccinazione, per cui sostanzialmente la scuola del primo ciclo da questo punto di vista dovrà proseguire con le misure ordinarie avendo gli studenti non vaccinati comunque.